È il primo atto di un nuovo capitolo, quello dei playoff. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti al Superga. Va in scena Città di Ciampino Pomezia. Rimessa per Darpino, lunga in mezzo, Sakara arpiona il pallone, poi all'indietro per Chindato, controlla e calcia. Risponde benissimo Gentile. Chindamo serpeggia al limite, poi lascia lì comodo per Pelliccioni, mira troppo alta. De Gasperi sguscia via l'avversario, arriva il cross, il pallone che supera tutta l'area di rigore e poi Boni non riesce ad incidere. Calcio di punizione per il Città di Ciampino. Iavarone sul punto di battuta, fischia l'arbitro, parte Iavarone, alto. Secondo minuto sul cronometro della ripresa. Pelliccioni per Clementini, arriva il cross, il pallone rimane lì. Sakara, decisiva la deviazione di un difensore locale. Eliseo lancia in profondità Amelia se la sposta sul mancino, risponde Armaroli. Punizione per i locali. Petrucci mette in mezzo, il pallone rimane lì, Amelia, poi Urilli ancora, Amelia, si salva il Pomezia. Camara galoppa sulla destra, arriva il cross, libera il Città di Ciampino, poi Forconi al volo, altissimo. Finiscono gli 80 minuti, si andrà ai calci di rigore. Parte il Città di Ciampino. Parte Iavarone, spiazza il portiere ed è 1-0. Boni contro Gentile, parte Boni, Gentile intuisce ma non riesce a rispondere. Felici, parte Felici, Armaroli. Forconi, impeccabile anche lui come Boni. Di Luca, parte Di Luca, spiazza il portiere. Sul dischetto andrà Patrizzi, fischia l'arbitro. Patrizzi, perfetto. Roscani contro Armaroli, parte Roscani, Armaroli ancora. Per chiuderla andrà Arato Aiei. Parte il 17 col cucchiaio fuori. Guerriero non può sbagliare e infatti spiazza il portiere. Tutto nelle mani di De Gasperi. Fischia il direttore di gara. De Gasperi contro Gentile. De Gasperi! Il Pomezia vola ai quarti di finale.